Buonasera a tutti. Benvenuti a questo dibattito sul tema della guerra in Ucraina. Mi presento, sono Fabio Braido, segretario del Partito Democratico di Vittorio Veneto. Il tema di questa sera si inserisce all'interno di un ciclo di eventi che il Circolo di Vittorio Veneto ha avviato e che va sotto il nome di Agorà, che è un nome che è stato battezzato dal Partito Democratico a livello nazionale. Le Agorà sono, come lo dice il termine che ha origine greca, una piazza, quindi l'idea di fondo è quello di creare uno spazio all'interno del quale possano prendere posto voci anche fuori dal coro, perché purché questi si caratterizzino, diciamo, per una correttezza e una pacatezza di fondo. Passo ora a presentare gli ospiti che in ordine di intervento saranno Roger Domenech, che è deputato del PD e vicepresidente della Commissione Difesa alla Camera, il professor Massimo Bordin, docente di storia e filosofia presso il liceo Marconi di Conegliano, poi interverrà il professor Matteo Colodel, che è docente di storia e filosofia presso il liceo Flaminio di Vittorio Veneto. A chiudere sarà il professor Paolo De Stefani, che è ricercatore e professore aggregato di diritto internazionale presso l'Università di Padova. Da ultimo, ma non ultimo, a moderare con me questo dibattito sarà il professor Panzarino, il professor Pietro Panzarino, giornalista e vice direttore del quotidiano Oggi Treviso. Due parole sul format. Questo dibattito si svolgerà in questo modo. Io e il professor Panzarino porremo un paio di domande a ciascun relatore, che avrà modo di esporre quindi il proprio pensiero sull'argomento di questa sera, che è la guerra in Ucraina, per una decina di minuti. Al termine di ciascun intervento chiederemo alle persone presenti in sala di porre loro stessi un paio di domande a caldo, che permetteranno poi quindi al relatore di approfondire ulteriormente, ma questa volta in maniera più guidata, indirizzata rispetto all'interesse che avrà suscitato durante il primo intervento. Spero di essere stato chiaro. Tutto questo durerà circa un'ora e un quarto, un'ora e 20, e al termine verrà lasciato eventualmente spazio per interventi del pubblico e altre domande. A questo punto passo la parola al professor Panzarino, che porrà la propria domanda al primo relatore, il deputato Roger Domenech. Grazie. Grazie segretario, grazie agli amici che hanno accolto l'invito e alle persone che intendono seguire questo nostro dibattito. Allora, caro Roger, sono due gli aspetti che vorrei che tu esaminassi. Il primo riguarda la tua veste di parlamentare del PD a Roma. Come si sta evolvendo la situazione in Parlamento? Perché qui andiamo con le date e ormai siamo agli oltre i 2 mesi, quindi come si è evoluta. E poi, siccome voi altri avete la base nel nostro territorio e poi di tanto in tanto a Roma con il periodo, diciamo così, del coronavirus, come colgono i tuoi elettori in queste nostre zone dove tu ci rappresenti, insomma. 10 minuti, io ho l'orologio, il cronometro già pronto, mi raccomando. Ok, grazie. Beh, grazie al Circolo di Vittorio Veneto innanzitutto, a tutti quanti voi, perché il tema è sicuramente di interesse, è anche molto delicato e complicato, la dico così, e quindi merita sicuramente di fare una riflessione, perché partendo dalle domande, io ho anche in questa fase il compito, sono anche vicepresidente della Commissione Difesa, solitamente una commissione che lavora molto nell'ombra in Parlamento, fra le 13 commissioni parlamentari, e che adesso invece è alla ribalta, tanto è vero che ho avuto il compito di fare la dichiarazione di voto proprio sul cosiddetto decreto Ucraina per il Partito Democratico. E quindi
intreccio le due questioni, la questione della strategia politica soprattutto, e faccio subito una differenza, la strategia e il posizionamento è politico, non stiamo parlando di un posizionamento strategico militare, bisogna sempre fare una grande differenza anche rispetto a quello che abbiamo visto oggi, alla parata a Piazza Rossa, il presidente Putin, eccetera, eccetera. Sono due concetti completamente diversi dell'approccio. Come dicevo, il posizionamento politico del nostro Paese è perfettamente coerente rispetto ai nostri alleati, soprattutto in campo europeo, innanzitutto in campo europeo e dentro lo scacchiere atlantico, e quindi la NATO. È coerente. Io ho detto questo, ripeto un passaggio, intanto è abbastanza normale, e intreccio la prima e la seconda domanda, è abbastanza normale che sul territorio ci sia sconcerto. Una guerra nel cuore dell'Europa, perché l'Ucraina è a poche migliaia di chilometri dal nostro paese, e soprattutto è una guerra completamente diversa da quelle che abbiamo viste. Parliamo dei Balcani, della ex Jugoslavia, erano completamente diverse. Questa è una guerra di aggressione. Cioè un paese, la Russia, aggredisce un altro paese, liberalmente determinato, l'Ucraina. Questi sono i fatti, qui non è politica, questa è la cronaca. E quindi è una cosa che noi, lo ha detto il presidente Draghi quando è venuto da noi, non eravamo più abituati a una situazione del genere dal dopoguerra ad oggi. E abbiamo anche pensato, nell'immaginario collettivo, come paesi europei, che insomma l'Unione Europea, la caduta del muro, il percorso storico delle nostre nazioni ci portasse alla pace perenne. L'elemento che parte non oggi ma dal 2014 quantomeno dell'aggressione della Russia all'Ucraina cambia questo scenario, e quindi cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica, che ci fa tantissime domande, e la domanda principale è: perché questo posizionamento politico da parte dell'Italia, dell'Europa e della NATO? Avevamo tre possibilità. Io ripeto quello che ho detto in quella dichiarazione di voto, ripeto, in un momento molto, molto complicato, in un momento in cui, la dico come battuta ma non tanto, se avessi ascoltato quando il segretario mi ha affidato questo compito insieme alla capogruppo del nostro gruppo alla Camera, se avessi ascoltato tutte le sollecitazioni che mi venivano dai miei amici e colleghi del gruppo parlamentare del PD, non parlare di questo, non parlare di questo, attento a non parlare di questo, avrei parlato del tempo probabilmente, non dell'oggetto del decreto Ucraina. Questo vi fa capire quanto anche le posizioni dentro il Partito Democratico sono normalmente, io credo che questa per fortuna è la normalità di un paese democratico che è stato costruito sulla pace. Quando ci approcciamo ad affrontare un tema così delicato come una guerra, è chiaro che l'imbarazzo, uso questo termine ma userei lo sconcerto, è da parte di tutti. Detto questo, avevamo tre posizioni che potevamo affrontare. Uno, quella più drastica, che magari qualche paese, i nostri alleati, probabilmente preferirebbero, un intervento diretto, uguale terza guerra mondiale. Un intervento diretto vuol dire che l'Europa e la NATO ci mettevano il piede in Ucraina. È ovviamente un'ipotesi completamente da scartare, e nello scacchiere internazionale questa ipotesi non è neanche transitata mai. Io dico per fortuna. Il secondo, l'opposto, mettiamo la testa sotto la sabbia, che si arrangino. La dico così ci capiamo. Facciamo finta di niente, è un tema che riguarda la Russia e l'Ucraina. Io credo che questa è perfettamente inaccettabile tanto quanto la prima. Cioè non possiamo, in un momento in cui uno Stato viene aggredito da uno Stato democraticamente e legittimamente autodeterminato, e viene aggredito da un altro Stato, mettere la testa sotto la sabbia dentro il continente europeo, perché autorizzeremmo in maniera implicita un metodo, quello della forza, dell'aggressione, che potrebbe essere trasportato in qualsiasi altro elemento della geografia dell'Unione Europea, del mondo, eccetera, eccetera. Quindi scartato anche questo. La terza è stata quella di dire: forniamo gli strumenti, e guardate che anche oggi in tutte le dichiarazioni in risposta di quello che ha detto Putin,
potremmo parlare del posizionamento della NATO dal dopoguerra ad oggi, insomma, per capire quanta strategia della tensione c'è stata dentro la NATO o dentro la Federazione Russa, eccetera, eccetera, ma poi magari ci ritorneremo. Dico, il terzo posizionamento è quello che abbiamo cercato di seguire, innanzitutto concordandolo con i paesi europei e con la NATO e con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna in particolare, che è quella di dire: è uno Stato autodeterminato, lo mettiamo nelle condizioni di resistere a un'aggressione. Questo è. Quindi, da una parte le sanzioni, dall'altra il tavolo diplomatico e per terzo, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, la fornitura di materiale militare, atto a difendersi a un'aggressione. Quindi un materiale che serve a resistere a un'aggressione. Io non credo, guardate, no, in geopolitica dobbiamo sempre mettere sul piatto gli scenari. Io non credo che c'è un altro scenario oggi per garantire, insomma, che quello che abbiamo costruito, ripeto, con la resistenza in Italia, in Europa, rispetto alla seconda guerra mondiale, possa continuare anche al di là di questo grave episodio che sta succedendo in Ucraina. E questa è stata la scelta. E è così che la spiego ai tanti amici che mi sollecitano rispetto, per esempio, all'invio delle armi. Io credo che l'Italia stia facendo esattamente dentro la nostra Costituzione, dentro tutti i trattati internazionali che sono perfettamente rispettati anche da un punto di vista formale, non soltanto politico, sta facendo quello che deve fare, cioè mettere nelle condizioni il popolo ucraino. E un'altra frase che è stata detta oggi, fra l'altro, dall'Unione Europea, proprio in risposta, e quindi dalla Presidente, è stato questo: noi mettiamo nelle condizioni il popolo ucraino di difendersi, ma sarà comunque il popolo ucraino, speriamo il prima possibile, quando si siederà in quel tavolo a trattare con la Federazione Russa per capire la Crimea, il Donbass, eccetera, eccetera. Non ci saranno elementi esterni che diranno puoi cederla, non puoi cederla. Sarà quel popolo che dovrà decidere se quel pezzo di terra è, da un punto di vista identitario, delle tradizioni, eccetera. E anche questo è molto importante, perché non possiamo decidere a tavolino, nello scacchiere, una cosa diversa da quello che vuole il popolo ucraino. Guardate che qui stiamo dentro questa fase assolutamente delicata e credo che oggi l'Europa da una parte e anche la grande alleanza atlantica ha dimostrato più di una volta, sui temi delle sanzioni per quanto se ne dica, sui temi, insomma, della strategia complessiva e unitaria, insomma, di essere con una voce unica. E non è facile, perché è chiaro che dal tema energetico al tema insomma, del posizionamento nei mercati internazionali, la Federazione Russa è un paese importante, quindi è chiaro che ci sono dei distinguo, ma su questo punto di vista io ho cercato di semplificare i ragionamenti che sono stati fatti, che come avete visto sono tutti politici. Non ci sono scuse, dico questo e chiudo, rispetto alla propaganda russa anche di oggi, non c'è nessuna scusa, uso questo termine, militare per giustificare l'aggressione. Nessuno ha mandato le truppe della NATO ai confini o ha accumulato missili, come si sente dire, nei confini della Polonia in questi anni per mettere paura alla Federazione Russa. Bisogna essere molto chiari. Oggi Putin ha detto esattamente il contrario, ha giustificato rispetto al popolo russo l'aggressione all'Ucraina con questa pseudo paura di un'invasione della NATO alla Federazione Russa. Ecco, da un punto di vista militare questa cosa non esiste, si può smentire con i fatti. Su questo però, ripeto, ci giochiamo un pezzo dell'autodeterminazione dei popoli, se non interveniamo. E l'unica cosa saggia da fare è intervenire non in prima persona, non con una controinvasione, ma mettendo nelle condizioni del popolo di difendersi, punto. Mi pare che... Bene, mi pare siamo stati nei tempi, adesso vediamo un poco se qualcuno intende porre qualche domanda. Ecco, se diciamo, le idee che sono state esposte da Roger De Menech hanno suscitato in voi dei pensieri e delle domande, del desiderio di approfondire il tema esposto, vi chiedo cortesemente di avvicinarvi, vi passo il microfono per porre una domanda
al deputato Domenech. Al limite, anche senza avvicinarsi, alzandosi, siamo in un'aula non molto. Perché è Sì, un per è un via discorso della- della sì, diretta. sì, Sì, sì. sì. Parliamo di Europa unita, ma i paesi sovranisti cosa ci stanno a fare? Ai quali non sono d'accordo su niente. Ho un'altra domanda. No, allora, Beh, è chiaro che ci sono dei distinguo la rispetto seconda- alla posizione scusi, ungherese. La seconda domanda, lei ha detto... Prego, prego. No, è chiaro che ci sono dei distinguo, però diciamo nella strategia generale, al di là di alcuni capitoli delle sanzioni, anche i paesi sovranisti, pensiamo alla Polonia e all'Ucraina, si sono schierati apertamente, l'Ucraina, scusate, l'Ungheria, sì, l'Ucraina parte in causa, si sono schierati apertamente. Dopo è chiaro che ci sono sfumature diverse, però non nascondiamoci insomma che lo zoccolo duro dell'Europa, quella dei padri fondatori, anche lì per dire sulle sanzioni di carattere economico rispetto al comparto dell'energia ci sono delle sfumature. Non ci nascondiamo che ci sono paesi molto più dipendenti dal gas russo, che sono la Germania, primo, l'Italia, il secondo, e paesi molto meno dipendenti, la Francia, per dire, vi ho spiegato 3 fra le più importanti nazioni che hanno fatto nascere. È chiaro che ci sono delle sfumature, però guardate che nel complesso la strategia militare, cioè il fatto di intervenire, sono sempre state votate. Addirittura ci sono state alcune astensioni all'interno delle votazioni sia in sede ONU che in sede NATO, ma i paesi insomma apertamente contrari li possiamo contare veramente su una mano. Quindi da questo punto di vista io credo che in questo scenario, anche con i paesi sovranisti come vengono definiti, che in linea teorica dovrebbero essere più vicini, hanno comunque tenuto in maniera decorosa una linea, insomma. Ripeto, ci sono dei distinguo, non si nascondono, però hanno sempre la possibilità del diritto di veto, però, per cui la bloccano tutto. ecco, sulle sanzioni, come sapete, il diritto di veto, siccome le sanzioni poi vanno ratificate dai popoli, dalle nazioni, ogni nazione ha ratificato facendo le piccole modifiche, no? Questo riguarda anche, ripeto, l'Italia, rispetto alle però ripeto, il complesso delle sanzioni e anche il complesso della vicinanza dell'Europa è stato, secondo me, sufficientemente tenuto in ambito europeo e NATO, e la condanna, per esempio, la condanna dell'aggressione l'hanno fatta anche i paesi sovranisti, in primis la Polonia. Quindi, perché questo è un fatto, è difficile da non descrivere il fatto che c'è un paese che ha aggredito, che si chiama Federazione Russa, e un paese aggredito che si chiama Ucraina. Punto. Questo è, perché se non ricostruiamo i fatti della storia. Sì, poi il problema è mettersi d'accordo. Un'altra cosa, lei ha detto di non nascondersi sotto la sabbia. Sì. Ma dal 2014 a febbraio siamo sempre stati con la testa sotto la sabbia. Questo però vi dà la dimensione del fatto che eravamo costretti a mettere la terza gamba. No, nel 2014, quando è iniziata la strategia della tensione più vera con le prime invasioni in Donbass e in Crimea, come ha reagito l'Europa? Questa è una domanda che è una delle più gettonate. Abbiamo fatto, ovviamente, aperto un tavolo di crisi con la Russia e abbiamo fatto le sanzioni. Non abbiamo da subito inviato le armi. Adesso, con l'aggressione, ovviamente, allora alla risposta dell'Europa di sedersi a un tavolo e delle sanzioni, come ha risposto la Russia nel 2022 rispetto al 2014, ha continuato l'invasione, anzi ha aumentato l'invasione. E voi capite che nella escalation della tensione
l'Europa ha deciso insieme alla NATO non più di fermarsi a sanzioni, tavolo diplomatico, ma fornire gli strumenti di resistenza alla federazione, al paese Ucraina. Come avete visto, questo dà ragione che insomma non c'è stata una strategia della tensione occidentale rispetto a questo, c'è stata una escalation di attività militare da parte della Russia che ha portato a quello che è successo a febbraio di quest'anno. Anche qui un po' la storia degli ultimi 6 anni ci insegna qualcosina rispetto a l'approccio insomma molto militare nella risoluzione delle controversie da parte della Russia. Grazie Roger e grazie per le sue domande che hanno dato modo poi di approfondire ulteriormente le idee che erano già state esposte in precedenza. Come avevo detto all'inizio, le Agorà sono un luogo dove viene dato spazio anche a voci fuori dal coro. Chiedo al professor Massimo Bordin, che come dicevo all'inizio della mia introduzione, è docente di storia e filosofia al Liceo Marconi di Conegliano. Professore, sono note le sue posizioni, motivo per cui l'abbiamo invitata, e volevo chiedere questo. Da lei che insegna storia e filosofia al liceo, sarei interessato a capire qual è dal suo punto di vista la filosofia, come ha avuto modo di esprimere in una recente intervista, probabilmente di un anno fa credo, in una radio locale, che ha ispirato la politica del capo del Cremlino fino a poco prima di invadere l'Ucraina. Questa prima domanda. Va bene. La seconda domanda, poi magari gliela rammento nel caso in cui se la dimenticasse. Quali sono le implicazioni invece di carattere geopolitico di questa filosofia? Quindi a cosa secondo lei mira davvero Putin, che dichiara appunto di conoscerne, diciamo, il pensiero anche, e quali posizioni invece dovrebbero tenere secondo lei l'Italia e l'Europa di fronte a questa, chiamiamola, operazione, e qui riprendo un termine caro, diciamo, della comunicazione del Cremlino. Quindi, va bene. Allora, intanto ringrazio il Circolo Vittoriese per l'invito e come è stato detto, insomma, io mi sono avvicinato alla figura di Putin da tanto tempo, in tempi diciamo non sospetti, perché questo leader all'inizio per me non era all'altezza della situazione, lo consideravo asservito ai poteri esterni, quindi non suscitava in me alcuna simpatia quando è salito al potere alla fine degli anni 90. Potrei dire per certi punti di vista che ereditavo una sorta di anti-berlusconismo e quindi che lo disprezzavo. Però era un'analisi superficiale, un'analisi diciamo così dettata un po' dal fatto che avesse questo carattere ombroso e che i media ce lo trasmettessero sempre a tinte fosche. Quindi diciamo che mi sembrava insomma l'amico di Putin, l'amico di Bush, e avevo una scarsa considerazione del personaggio. Poi tutto è cambiato nel 2008 quando mi sono interessato a questioni economiche, perché notavo che quello che lui aveva fatto in Russia era per la politica interna molto diverso da quello che avevamo fatto noi, e mi sembrava che avesse, magari a torto perché non sono un economista, però mi sembrava che avesse fatto delle operazioni che riqualificavano quel territorio rispetto alla decadenza che aveva subito negli anni 90, quando i russi persero, come ex sovietici, la guerra fredda. Però ho anche pensato che questo poteva essere un caso, cioè che la mia disamina fosse anche lì superficiale, nel senso, può darsi che ho pensato chiunque in quella situazione, con tutte quelle materie prime, con tutte quelle risorse, quella vastità del territorio, chiunque si sarebbe rimesso dopo la batosta della caduta del comunismo. E quindi ho messo un po' tra parentesi il personaggio, che però insomma, cominciava a interessarmi sempre di più. Chiamiamola svolta per quanto riguarda l'interesse verso questa figura è avvenuta nel 2013, quando per puro caso ho scoperto che il soggetto in questione aveva regalato ai presidenti degli stati federati, potrebbero corrispondere ai nostri governatori o negli Stati Uniti appunto ai governatori degli stati americani, aveva regalato un cofanetto di libri di filosofia.
Allora, siccome da qualche tempo la filosofia è diventata il mio mestiere, la cosa mi ha interessato ancora di più, perché prima dicevo, ma questa cosa qua in geopolitica, in economia l'avrei fatta anch'io, lo fa anche lui. Ma come? Non è quello del lettone di Berlusconi, non è quel pagliaccio internazionale. E questo già mi aveva inquietato. Poi vedevo che regalava libri di filosofia e la cosa mi ha insomma abbastanza interessato, perché tra l'altro all'epoca insomma la politica italiana non mi sembrava all'altezza, non mi sembrava ci fossero figure in grado di leggere, capire e regalare libri di filosofia. Questo non significa che i libri di filosofia che lui ha letto e regalato siano la sua filosofia. Probabilmente ha fatto un uso politico della filosofia. Di solito si dice, no? C'è un uso politico della storia, qui può darsi ci sia un uso politico della filosofia. Però sono andato a vedermi insomma questi autori. Questi autori erano, al pubblico non diranno niente, ma insomma Berdjaev, Soloviev e Ilyin, che per chi conosce un po' la filosofia russa è una trilogia piuttosto sofisticata. Però la platea non può sapere chi sono e io certamente non voglio annoiarvi con questo. Però ho pensato, ma c'è un qualcosa che posso dire stasera per far capire se questi qua hanno qualcosa in comune? Potrei dire che quella cosa che hanno in comune è una sorta di religiosità o di spiritualità. Però non è quella religiosità e quella spiritualità così come viene interpretata qui da noi. Perché se noi pensiamo alla religione come un culto, come la sottomissione a esseri superiori, con la barba bianca, il triangolo sopra la testa, l'occhio che ci guarda, oppure la Trinità, la creazione, quella cosa non mi sarebbe interessata. Perché un po' anche a scuola tendo un po' a trascurare i San Tommaso e i Sant'Anselmo, cioè non mi interessava tanto se fosse stato quello. Però siccome gli autori casualmente li conoscevo, sapevo che non si trattava di questo. Per fare sintesi, perché il tempo a disposizione mio è poco, insomma, potrei dire che è una spiritualità che trova nella comunità qualcosa di superiore. Cioè ritiene che la comunità rappresenti una sorta di ordine simbolico superiore. E questo tema ha suscitato in me molto interesse, perché se qualcuno a scuola ha conosciuto la filosofia, si sarà imbattuto nella filosofia idealista tedesca. E questi autori riprendono in parte Marx, ma soprattutto quel Marx visto da Hegel, o perlomeno influenzato da Hegel. Uno dice, vabbè, questo lui regala sta roba, può darsi che sia una cosa che gli voleva fare bella figura, il capo del Cremlino che legge questi libri così complicati di filosofia, però quello spirito comunitario appartiene a lui o è qualcosa che riguarda i russi? Perché c'è questa tendenza di dire, ma lui è il matto, i russi sono un'altra cosa. Posso dire che per quella che è la mia lettura di questi testi e l'analisi del suo pensiero, il territorio russo presenta delle caratteristiche particolari che suscitano, che evocano questo senso della comunità. La geopolitica che cosa fa normalmente? Si tratta di una disciplina che studia le interazioni tra le comunità in conflitto. Cioè le comunità entrano in conflitto in un determinato spazio e perché questo avvenga, questo tipo di studio, bisogna prendere in considerazione la filosofia, il pensiero di quelle comunità, la geografia, perché stiamo parlando di uno spazio, e ovviamente la storia. Quello che c'è scritto in quei testi rappresenta questo senso sacro della comunità. Quindi non è una spiritualità così un po' rituale, ma è una spiritualità che secondo il mio punto di vista è profondamente sentita. Ed è dovuta al tipo di territorio. Cosa vuol dire il tipo di territorio? Quello è un territorio che ha 9 fusi orari e se andate a vedere risulta il paese più grande del mondo, prima del Canada. E il paesaggio, che paesaggio è? È un paesaggio dove l'orizzonte si perde. È un paesaggio che non ha montagne, perlomeno la pianura sarmatica, non ha montagne, bisogna arrivare agli Urali, poi parte l'Asia, non ha, come da noi, valli
laghetti, penisole, insenature. L'occhio si perde all'infinito. Questo dà, a livello di psicologia collettiva, la sensazione di insicurezza, di paura, di conquista. Però questa è una narrazione, cioè perché la comunità si stringe molto in quel territorio, perché abita un territorio particolare, la steppa, le taigà, che sono infinite, che è uno scenario completamente diverso dal nostro, dove l'insicurezza, io come Demenec vengo dal Bellunese, abito da qualche tempo a Conegliano e già, oddio, i punti di riferimento, dove sono i punti di riferimento? Perché adesso ero abituato e Servalo, Schiara, per i russi questa cosa qua praticamente non c'è. È una narrazione che è quindi in linea con quello che pensano i russi. Ha torto o ragione, a me questo penso non che la prima domanda il tempo è scaduto? No, le vengo in aiuto in realtà, altrimenti non ha il tempo di rispondere alla seconda domanda. La seconda domanda che le rammento è: quali sono secondo lei le cose che dovrebbe fare, o meglio la posizione che dovrebbe assumere l'Italia e l'Europa di fronte a questo conflitto? Quindi la prima parte della domanda in maniera sintetica, però è stata esaurita indubbiamente, ma comunque abbiamo anche qualche minuto dopo in caso di qualche domanda da parte della platea. Ecco, quali sono le posizioni che secondo lei l'Italia dovrebbe tenere di fronte a questo conflitto? Allora, se il primo elemento che possiamo individuare nella mentalità russa prevalente, o perlomeno dell'establishment, è la paura, il secondo elemento è la considerazione di sé che i russi hanno, che è alta. Cioè loro pensano, l'establishment perlomeno pensa, di essere sottovalutato, cioè di non essere riconosciuto dagli altri. E questa è una cosa che appartiene alla storia russa da sempre. I tentativi in quella direzione sono tantissimi, dal Pietro Grande in poi. Questo fatto di avere un pensiero di sé superiore a quello che per noi è, può creare invidia, può creare preoccupazione, ma è un'esigenza. Tante volte non è che la geopolitica di un territorio la possiamo decidere in base alla volontà, tante volte è determinata da fatti storici, dal paradigma che c'è in quell'ambiente, che non ha i confini quindi in virtù di quello che si diceva prima, così come noi li disegniamo cartograficamente come vorrebbe Cartesio. Questa insicurezza, questa paura, questo mancato riconoscimento implica che questa sia, secondo me, la richiesta principale. Cioè, detto diversamente, quando Obama diceva, mi pare fosse lui, che quella è una potenza regionale, questi vanno fuori di testa. Quindi non è, secondo me, una lotta contro l'Ucraina, ma è una lotta per il riconoscimento. E se ne può uscire o con la sconfitta della Russia sul campo o col riconoscimento. Quindi questo non sono tanto d'accordo. Per me la trattativa è definitiva quando sarà tra quelli che loro ritengono, magari a torto, i nemici, cioè gli Stati Uniti, e loro. Credo che mandare avanti turchi e quant'altro non sia mai definitivo, se parliamo di trattativa. Però qua mi rendo conto che siamo nel politico, questo è un parere personale. Mentre sulle origini sono abbastanza convinto, sulla soluzione è un parere, un'opinione. Però ha avuto poco tempo, ma a mio parere ha espresso in maniera chiara, almeno per quel che mi riguarda, la sua idea, la sua ipotesi. E colgo l'occasione per chiedere se c'è qualcuno della sala che ha in mente una domanda da porre di approfondimento. Le chiedo cortesemente di avvicinarsi, grazie. Mi ha interessato la prima parte della sua riflessione. Il problema religioso di fondo della Russia, che sono sostanzialmente ortodossi, secondo me è un punto come si può dire, molto forte di contrapposizione o di diversità rispetto al mondo europeo nostro, dove che sostanzialmente è cattolico protestante. Queste due comunità hanno dei punti in comune, possono trovare un avvicinamento oppure ognuno si arrocca sulle proprie posizioni. Il fatto così all'interno anche del mondo ortodosso,
la contrapposizione tra i due diciamo, referenti religiosi, il patriarca di Mosca e quello di Kiev, come mai non riescono a trovare un'intesa tra di loro. E diciamo una cosa che mi lascia molto così perplesso è che nell'incontro tra il patriarca russo e il nostro Papa Francesco, nell'accordo che si sono raggiunti a Cuba è soprattutto di non fare proselitismo, cioè questo diciamo punto essenziale tra le due comunità era questo: non facciamoci la guerra, ognuno rimane a casa loro, ci confrontiamo, però diciamo è stato molto diciamo pregnante questa soluzione per arrivare a un accordo. Grazie. Grazie. Sì, allora proviamo, perché la domanda è difficile e interessante. Cioè, se ho capito bene, il contributo di Kirill e il contributo del Papa cattolico possono portare a una maggior condivisione tra europei e russi, se ho capito questo, ma i russi sono o si ritengono europei? Solo che hanno radicalizzato valori che erano nostri in modo tale che, cioè noi questa cosa non ce l'abbiamo più. Se prendiamo un vecchio slogan che qualcuno attribuisce alla destra, Dio, patria e famiglia, perché banalizzando si può arrivare a dire che è questa roba qua, è di Mazzini la cosa, non appartiene al fascismo. Quindi non è che sono valori diversi dai nostri, solo che quelle caratteristiche territoriali che dicevo prima consentono ai russi di radicalizzarle e di far valere le loro regole, il loro stile di vita, tutte le caratteristiche immateriali di quella società come maggiormente importanti rispetto a noi. I due soggetti sono molto attenzionati dalle rispettive opinioni pubbliche, quindi sicuramente possono dare un contributo fondamentale. Però è più difficile, credo, per Kirill, perché quella è una chiesa acefala, il cui potere si sposta col potere. Cioè, mentre la nostra chiesa ha una protezione determinata dal fatto di essere uno Stato indipendente, quindi anche se andando a Roma ci sembrano quattro mura, in realtà è uno Stato indipendente, io credo che la Chiesa cattolica sia più autonoma rispetto a quella ortodossa, che da sempre dipende dal potere e sposta l'interesse sul patriarca di turno, si sposta a seconda del potere come si sposta nell'Europa orientale. Cioè, detto diversamente, adesso è Kirill, se le cose vanno a remengo per quella società potrebbe essere il patriarca di Kiev o di Atene o di Belgrado, no? Quindi certamente Kirill può dare un contributo, però mi sembra meno indipendente di Papa Bergoglio. Potrei anche dire che comunque i valori che loro rappresentano, dal mio punto di vista, non sono diversi dai nostri, solo che ne hanno una visione valoriale superiore e che quindi questo incide sulle scelte che fanno. C'è la tendenza a pensare che questo sia un ragionamento nostalgico che viene proposto in Russia, invece io quando mi sono confrontato ho notato che invece è proprio così. Cioè, come posso dire questa cosa? La moneta in Russia non è il rublo, è lo status, è la credibilità dentro la comunità. È quello che conta lì ed è quello che Putin, secondo me, vorrebbe dall'Occidente, essere riconosciuto alla pari, anche se non lo è. Grazie professor Bordin. Ci sono altre domande relativamente all'intervento del professor Bordin? Grazie Stefano. Sì, preciso che per status non intendevo classe sociale, che non vorrei essere frainteso, ma il ruolo che dentro la società ha il singolo soggetto quando si relaziona con gli altri. Questo conta di più, perché, mi scusi, ma era giusto perché sennò non si capisce. Noi tendiamo a ragionare, secondo me, magari sbaglio, però mi pare che noi tendiamo a ragionare molto in termini quantitativi su queste vicende, perché ascoltando i commentatori tutti si chiedono ma perché l'ha fatto che non gli conveniva? Ed è vero che non gli conviene, ma dietro non ci sono gli interessi solo economici come per noi, perché hanno un approccio che va oltre e che comporta anche la tragedia, però, perché questa è una tragedia.
io non vorrei passare per il putinista di turno. A me interessava l'origine Sì, buonasera. Una domanda molto semplice. Come vede l'uscita odierna del presidente francese Macron, la sua dichiarazione che ha fatto che non usciamo da questa impasse, da questa guerra, umiliando Putin? Secondo lei lo ha fatto perché, come sempre, i francesi si muovono in autonomia rispetto al resto dell'Europa, o ha ben interpretato questa descrizione che lei ha fatto del popolo, del sentire del popolo e dell'establishment russo? Non lo sapevo perché oggi sono stato tutto il giorno impegnato, però è interessante. Macron ha una matrice anche lui filosofica, e i francesi con i russi hanno una tradizione storica importante di collaborazione, venivano a studiare in Francia, eccetera. Io credo che quel discorso che ha fatto Macron sia dovuto alla sua conoscenza della storia, perché l'umiliazione dell'avversario è significato perlomeno nel XX secolo, perché non si può dire sempre, però nel XX secolo ha significato dare un calcio al barattolo. Fine della Prima Guerra Mondiale, Trattato di Versailles, umiliazione dei tedeschi, che poi hanno cercato in tutti i modi di riproporsi in Europa come etnia e come cultura egemone. Questa è una narrazione forse un po' da manuale, non ho fatto grandi studi, però non mi pare un'uscita infelice, perché abbiamo già visto che l'umiliazione dell'avversario, se è di grossa taglia, e poi si ripresenta successivamente. Non è che cadendo Putin poi questi problemi della paura che ti arrivino sempre dall'Ucraina, perché storicamente è successo spesso, Carlo XII, la guerra di Crimea del 1853, la prima guerra mondiale in Galizia, la seconda guerra mondiale, l'operazione Barbarossa, noi con l'Armir siamo andati là. Cioè non è che l'Ucraina non c'entri niente con la Russia, ecco. Quindi mi pare un'uscita che condivido, questa, di non umiliare nel caso di sconfitta l'avversario. Grazie professor Bordin. Cedo la parola al professor Panzarino, che porrà le sue domande al professor Crodel. Allora, al giovane professore, io ricordo nella mia lunga carriera scolastica, sia da docente ma anche da dirigente, da preside, che le grosse iniziative internazionali e nazionali vedevano sistematicamente la presenza degli studenti in piazza. Lasciavano la scuola e si faceva la manifestazione. Non ho avuto questa sensazione di aver colto questo aspetto. È così? E se fosse così, riescono a parlare all'interno della scuola di questi problemi? Ecco, sono due aspetti che in qualche modo possono farci capire, da uno come te che vive quotidianamente, che cosa pensano i giovani e gli studenti di oggi. Grazie. Sì. Beh, noi abbiamo visto gli studenti in piazza forse l'ultima volta, non in tempi tanto lontani, no? Ma quando c'erano questi Fridays for Future un paio d'anni fa, un argomento che loro sentivano in modo molto intenso e che li hanno portati nelle piazze dopo credo parecchi anni che non li vedevamo più mobilitarsi. Io credo che la mancanza di mobilitazione oggi sia anche un riflesso di uno smarrimento, di una difficoltà di interpretazione di quello che sta accadendo e che quindi anche rende difficile prendere una posizione netta e che quindi poi mobilita in senso militante. Da questo punto di vista non mancano però le richieste, credo che anche il collega potrà confermarlo, di chiarimenti, no? Tentativi di avere una comprensione, e naturalmente la comprensione, come anche il titolo della serata di oggi ci lascia intendere, è il tentativo di una comprensione di tipo storico, no? Il tentativo di fare un inquadramento storico degli eventi. E questa è la richiesta che è arrivata a tutti i docenti, credo al professor Bordin come a me. È un'occasione, credo, molto preziosa per una riflessione che io ho cercato di fare con loro su che cosa significa
avere una comprensione storica di un evento. Perché noi con storia intendiamo tante cose diverse e la storia la possiamo raccontare in tanti modi diversi. E la prima illusione, ecco, ci sono due illusioni da sfatare di fronte a un atteggiamento di questo tipo. Il primo è che ci possano essere nelle situazioni umane conflittuali come queste, ci possa essere chi ha ragione e chi ha torto. Cioè dobbiamo cominciare a comprendere la condizione in termini molto più sfumati e abbandonare il linguaggio della ragione e del torto per quello delle ragioni, e eventualmente anche dei torti, delle ragioni degli altri. E la comprensione storica vuol dire comprensione anche delle ragioni degli altri. Qui, per esempio, abbiamo sentito il professor Bordin fare un tentativo delle comprensioni delle ragioni degli altri. Da questo punto di vista, il ricorso al passato e agli eventi della storia, diciamo così, nel senso dell'insieme degli eventi passati come tentativo di comprensione di ciò che accade, è un tentativo appunto di comprendere le ragioni, giusto? Però anche questa storia la possiamo fare, questo tentativo di comprensione storica lo possiamo fare in molti modi diversi. L'altra illusione da sfatare è che ci sia una storia sola da raccontare, no? E che ci sia un modo, che ci siano i fatti e appunto che la storia possa essere raccontata in un solo modo. Da questo punto di vista torna utile, per esempio, richiamarci, come ho fatto con gli studenti, al discorso di Putin del 21 febbraio. E cosa leggiamo nel discorso? Ce l'ho qui sotto mano, alcuni passaggi, no? Lo sentiamo dire: gli eventi del passato non possono essere cambiati, ma dovremo almeno dirli direttamente e onestamente, senza riserva e senza nessuna colorazione politica. Tutto quello che voglio dire è che è andato esattamente così, è un fatto storico. Ecco, noi quando sentiamo discorsi di questo tipo siamo relativamente sicuri che questo discorso non è un tentativo di comprensione della complessità del reale, no? Delle ragioni degli altri. Perché un racconto degli eventi passati che sia privo di una colorazione o che sia oggettivo, diciamo così, o che sia, è un'illusione di cui dobbiamo sbarazzarci abbastanza presto. Nel senso che un tentativo di questo tipo è un tentativo di far passare le proprie ragioni sotto traccia, senza rendere espliciti quali sono i criteri di scelta di fatti rilevanti, perché fatti ce ne sono tanti, no? Questo è un esercizio che possiamo fare tutti quanti, scrivendo il vostro curriculum, raccontando l'anamnesi medica al vostro medico quando avete un problema, giusto? Raccontando anche quello che ci è successo da stamattina a oggi. Non è che raccontiamo tutti i fatti che sono accaduti. Abbiamo dei criteri attraverso i quali, se non altro, selezioniamo quali sono i fatti rilevanti o meno, e rilevanti o meno rispetto a un'impressione che vogliamo dare, a un certo taglio, una certa lettura. Quindi il problema a questo punto non è quali sono i fatti rilevanti, ma è quali sono i criteri attraverso i quali noi scegliamo questi fatti, e anche il modo in cui li mettiamo in ordine, facciamo una narrazione storica. Anche questo dipende da un certo sistema di valori, direi io, no? Che vogliamo promuovere in qualche modo. E allora il problema qui è, da una parte, la comprensione della complessità, ma dall'altra anche il fatto che nessun evento passato giustifica una scelta presente, né nel modo di raccontarla, né nelle scelte che ne conseguono. Il tentativo di far passare il passato come determinante per le scelte presenti ci toglie in qualche modo la responsabilità di una scelta che appunto è una scelta libera, rispetto alla quale noi dobbiamo appunto prendere la responsabilità di fare una scelta piuttosto che un'altra, di quali sono i sistemi di valori che promuoviamo rispetto ad altri, e quindi di fare una distinzione netta tra quella che è una ricostruzione, un tentativo di comprensione delle ragioni degli altri, e invece la giustificazione di una scelta che non avviene sulla base
di quello che è accaduto nel passato, ma avviene sulla base di un sistema di valori che noi vogliamo promuovere e che teniamo fermi nella scelta che compiamo. Quindi ecco, queste distinzioni che complicano molto il quadro, diciamo così, ma che tuttavia rendono molto... se vogliamo comprendere che cosa sta accadendo, dobbiamo avere degli strumenti più sottili che non quello di chi ha ragione e di chi ha torto, di com'è la storia e di come non è la storia. Da questo punto di vista mi sento di... trovo, ecco, sempre nelle parole di Putin nel discorso del 21 di febbraio, delle spie di quanto diceva il professor Bordin prima. Cioè troviamo nel discorso di Putin il riferimento al destino storico, sto leggendo, della Russia e dei suoi popoli. Cioè una lettura che di tipo religioso, giusto? Il destino storico che tende a far sì che a comunicare delle scelte come delle scelte che non sono libere fondamentalmente, ma sono già predestinate, sono già determinate, e questo toglie la responsabilità della scelta fondamentalmente. E qui il riferimento è proprio, come diceva il professor Bordin prima, quello della comunità, la Russia e i suoi popoli. Da questo punto di vista, se noi facciamo la riflessione sui valori alla quale vi ho invitato prima, allora dobbiamo effettivamente chiederci se il valore del primato della comunità sull'individuo siano dei valori che intendiamo veramente sono veramente dei valori nostri che vogliamo promuovere, rispetto ai quali forse abbiamo anche noi un passato che li ha affermati, ma io mi sentirei di dire proprio oggi che, ecco, che nella festa dell'Europa, della fondazione dell'Europa, mi sentirei di dire da questo punto di vista che invece il superamento della prospettiva di una divinizzazione della comunità, che è caratteristica di un passaggio, diciamo così, verso dei valori diversi. E questo lo troviamo pari pari, se mi permettete, proprio perché sembra cadere a fagiolo, come si suol dire, in una delle prime pagine del manifesto di Ventotene di Spinelli e Rossi, in cui si dice proprio questo, che il tentativo, la divinizzazione, e cosa dice Spinelli? La divinizzazione della nazione come qualcosa di autonomo e di prevalente è quello che ha determinato la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Io, se mi permettete, lo vorrei leggere, perché un po' per celebrare la giornata e un po' perché proprio in quelle pagine troviamo una diagnosi profetica, direi quasi, di quello che sta succedendo ancora oggi. E lui ci dice questo. Dov'è il problema? Dice la crisi della civiltà moderna. Dice: si è affermato l'uguale diritto di tutte le nazioni di organizzarsi in stati indipendenti. E continua così: la nazione non è più considerata come lo storico prodotto della convivenza di uomini che tra di loro decidono di stare insieme in un certo modo. Ecco, lo sintetizzo in questo modo. È invece divenuta un'entità divina, un organismo che deve pensare solo alla propria esistenza e al proprio sviluppo, senza in quel modo curarsi del danno che gli altri possono risentirne. La sovranità assoluta degli stati nazionali ha portato alla volontà di dominio di ciascuno di essi, poiché ciascuno si sente minacciato dalla potenza degli altri e considera suo spazio vitale territori sempre più vasti che gli permettono di muoversi liberamente e di assicurarsi i mezzi di esistenza senza dipendere da alcuno. Questa volontà di dominio non potrebbe acquietarsi che nella egemonia dello Stato più forte su tutti gli altri asserviti. Quindi io trovo queste parole lette oggi che abbiano un valore profetico. E l'alternativa qual è allora? Questa è l'ultima riflessione che facciamo con i ragazzi. Quella appunto della proposta dello stesso Spinelli di un tentativo di una costruzione di uno Stato che parte dagli individui e non dalle comunità.
Abbiamo visto oggi la fine di questo processo di tentativo di ricostituzione, di una rifondazione dell'Europa a partire da un processo che ha coinvolto tutti i cittadini che volevano partecipare con le loro proposte, e a partire dagli individui e dalla libertà degli individui, dalle scelte comuni condivise degli individui insieme in comunità, arrivare alla costruzione di una comunità, e non, diciamo così, la divinizzazione di una comunità rispetto alla quale qualsiasi individuo può essere sacrificato. Grazie. Grazie professor Collodel. Non so se c'è qualcuno qui presente in sala che ha una domanda da porre al professor Collodel. Grazie. Buonasera. Intanto complimenti per questa seconda parte del suo intervento. Mi rifaccio un po' a Mearsheimer, che è un politologo americano, che nel 2014 ha scritto un interessante articolo sul Foreign Affairs. Lei ha parlato di fatti. Allora io cerco di elencare una serie di fatti che sono accaduti a partire dal 2004, una rivoluzione arancione in Ucraina. Hanno preso il potere quelli che hanno vinto questa rivoluzione, e nel 2010 sono stati mandati via con un'elezione successiva. Nel 2014 un'altra rivoluzione all'interno dell'Ucraina. Nel 2008, alla riunione di Bucarest della NATO, la NATO decide, nel suo comunicato finale, parla di due stati che devono entrare nella NATO, uno l'Ucraina, l'altro la Georgia. Questo per Putin è una linea rossa da non superare, e infatti entra in Georgia e prende l'Abkhazia e l'Ossetia. Arriva quasi a Tbilisi, alla capitale, ma poi si ritira. Però fa capire alla NATO che nella ex Unione Sovietica, cioè nei territori della comunità degli stati indipendenti, così come si chiamava, bisogna in qualche modo tener conto della Russia. Andiamo avanti. Bielorussia, un tentativo anche lì di rivoluzione colorata. Kazakistan, un tentativo di rivoluzione colorata. Non dimentichiamo Armenia e Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh. Sì, sto arrivando. La domanda è, volevo citare un altro punto che è quello del Donbass e dei due trattati di Minsk, che non sono stati applicati, che l'Europa fortemente ha voluto perché c'era la Germania e la Francia, ma di fatto l'Ucraina non ha applicato, e quindi c'è stata poi una guerra che si è protratta dal 2014 fino ad oggi. Ecco, tutti questi fatti messi insieme non possono far pensare ai russi che c'è una volontà contro di loro? Punto di domanda. Allora, se non ho capito male, sì, il tentativo è quello la volontà contro di loro sarebbe la volontà, se non ho capito male, nel criterio di selezione di questi fatti rilevanti, che abbiamo detto prima non può non esserci, giusto, di sottolineare come ci sia forse anche in alcune comunità dell'ambiente eurasiatico, dell'Europa orientale, una sensibilità verso la libertà individuale come un valore prevalente rispetto a quello della comunità, diciamo così, di destino, no? E questa è un po' l'idea, e sarebbe questo il messaggio che dovrebbero ricevere, diciamo così, i leader russi. È questo il senso del suo discorso? No. Il contrario. Io ho ripetuto esattamente quello che ha detto il professor Mearsheimer, sì. Un politologo americano, insegna alla Chicago University, sì. E lui è un realista, e sulle sue posizioni sono anche Kissinger e Kennan.
che ragionano alla stessa maniera, cioè imputano all'Occidente un atteggiamento aggressivo nei confronti della Russia. L'atteggiamento della Russia può valutare come aggressivo. Allora, che la Russia possa valutare come aggressivo nei suoi confronti, io credo che sia comprensibile, no? Come dicevo prima, in termini di comprensione, io credo anche che l'analisi che ha proposto prima il professor Bottin abbia degli aspetti convincenti, diciamo così. Almeno dal punto di vista delle elite, ecco, questo primato della comunità. Dopodiché io mi chiedo anche se è quello che noi vogliamo, no? Se è questa forma di governo della comunità nella quale prevale il leader, nella quale gli individui possono essere sacrificati, nella quale la voce degli individui può non essere ascoltata, anzi può anche non esprimersi, sia dal punto di vista del valore, no? Della giustificazione, se sia giusto, se è quello che noi vogliamo o se invece è quello che se fa parte dei valori che noi condividiamo o meno. Dopodiché ci può essere un discorso di tipo strategico che abbiamo sentito prima, se effettivamente per diciamo così, la liberazione anche degli individui che vivono in queste comunità non valga la pena di avere un approccio meno diretto e quindi non provocare delle tensioni e delle rotture radicali, ecco. Però io francamente la voce della comunità la sento solo attraverso i propri leader, diciamo così, e non in una situazione in cui ognuno può esprimersi liberamente, ma in una situazione in cui abbiamo queste democrazie sovrane, democrazie limitate, queste forme che Putin esplicitamente, giusto, ritiene come forme migliori di vita comunitaria che non la democrazia, la liberal democrazie della tradizione occidentale. Ecco, lì dobbiamo fare una scelta di campo, secondo me, no? Qual è la libertà di individuo? È un valore o è un valore invece la comunità? Chi è che prevale? Ecco, questo è un gran problema, sì, non è di facile soluzione, però insomma io qualche idea insomma ce l'avrei, ecco. Grazie, professor Colodel. Posso dire una cosa? Prego. Rapidamente. È che questa retorica della comunità di destino non è una retorica solo russa, no? Perché un anno fa, circa un anno e mezzo fa, la stessa Merkel parlano dell'Unione Europea come Schicksalgemeinschaft, usano questa espressione tedesca che vuol dire proprio questo, una comunità di destino, come se l'Unione Europea fosse qualcosa che è un destino inevitabile, no? Quasi divino. Ecco, io con i miei amici federalisti europei ho litigato perché secondo me appoggiare questa forma di retorica per la quale la democrazia o i valori liberal democratici non vanno difesi e affermati tutti i giorni, ma sono invece qualche cosa, e quindi anche l'unificazione, eccetera, qualche cosa che deriva come una necessità dettata dal destino, è qualcosa che mi repelle profondamente, proprio perché deresponsabilizza nei confronti di un impegno quotidiano verso questi valori. Ecco. Grazie per la precisazione che dà comunque un risvolto anche leggermente diverso rispetto a quella che era stata la tesi iniziale. Grazie. Professor De Stefani, lei è ricercatore e professore aggregato di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Padova, se non vado errato. Ho due domande anche per lei. La prima è, leggevo sul suo curriculum, che è pubblicato sul sito dell'Ateneo, che lei ha svolto attività di ricerca presso il Centro per i diritti umani Papisca e ha svolto attività di consulenza e di ricerca su tematiche relative ai diritti umani e ai diritti dell'infanzia. In base all'osservatorio che possiamo considerare privilegiato, che è quello della ricerca accademica, ci può dire qualcosa in merito alla situazione umanitaria in Ucraina
e sui procedimenti in corso presso la Corte Penale Internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia a carico dell'una e dell'altra parte, se ce ne sono. Poi ho una seconda domanda che eventualmente le rammento. Grazie, le porgo subito il microfono. E la seconda domanda è: quali sono le azioni che l'ONU e il Consiglio di sicurezza hanno messo in campo fino ad ora e secondo lei come dovrebbero, quali invece sono le azioni che dovrebbero intraprendere? Grazie. Intanto grazie dell'invito, anche se c'è un leggero problema di genere qua al tavolo che segnalo, però fermo qua. Ma niente di diciamo, attenti la prossima volta. Niente di irrecuperabile dal punto di vista umanitario. Prima piccola premessa, la crisi russa-ucraina non è soltanto una crisi russa-ucraina, non è la guerra dell'Etiopia con l'Eritrea, non è il Sud Sudan contro il Sudan, che la Russia è una potenza atomica, è un membro permanente del Consiglio di sicurezza, è una potenza anche economica, se non altro perché strangola tutta l'Europa essendo la nostra principale fornitrice di energia, no? Un'energia fossili da cui dovremmo liberarci, ma da cui non ci siamo liberati e che quindi ci stanno strozzando sia con l'impatto ambientale sia anche adesso con l'impatto economico e politico che la Russia ci impone. Ogni giorno gli regaliamo, gli diamo, no, in cambio del loro gas milioni e milioni e forse miliardi di euro. Quindi tutto ciò che noi stiamo dicendo adesso si deve collocare su una prospettiva che è una prospettiva storica di rottura. Okay? Cioè, è un po' quello che è successo con la cosiddetta fine della guerra fredda. Forse oggi dopo 30 anni si realizza che c'è bisogno di una ridefinizione degli assetti politici, anche giuridici, internazionali, e che questa cosa si deve fare con tutti gli attori politici principali. Quindi non sarà soltanto una cosa da risolvere con un accordo di pace tra Russia e Ucraina, no. Ci dovranno essere gli americani, ci dovrà essere l'Europa, ci dovrà essere la Cina, tutti quanti. Qui siamo in una situazione di cambio di paradigma, direi, sul piano della politica internazionale, se vogliamo prenderla seriamente. Se vogliamo mettere la testa sotto la sabbia, facciamo finta che sia così, la Russia e l'Ucraina che possono risolversi la questione da sole. Dico questo perché in questi pochi mesi abbiamo assistito proprio ad un massacro delle regole del diritto internazionale, quelle che abbiamo istituito dopo la seconda guerra mondiale e che bene o male abbiamo cercato di rispettare e di osservare con molte eccezioni nel corso di questi decenni. Cioè uno Stato che è un membro permanente del Consiglio di sicurezza, dell'ONU, eccetera, eccetera, che invade brutalmente un altro paese vicino, fa un'operazione che è un'operazione di tipo coloniale. Cioè questi sono i nostri, la nostra dépendance, ce la riprendiamo, vi abbiamo dato l'autonomia in qualche momento durante il XX secolo, ve l'abbiamo data dopo il 91, ve la siete presa, ma voi non siete una nazione, voi non siete un'identità, voi in questi 30 anni di indipendenza non siete stati in grado, dico io naturalmente come russo, di costruirvi una vostra identità ucraina, siete dei russi che fanno finta di non esserlo e noi vi diamo, vi riportiamo, no, a casa. Questo è il senso del discorso di Putin del 21 febbraio. Questa è un'operazione che insomma dovrebbe essere inaccettabile, nel senso che va contro il principio di autodeterminazione dei popoli. A questo punto l'Inghilterra potrebbe riprendersi l'Irlanda, perché no? È stata la prima colonia, no, dell'epoca moderna,
eccetera, eccetera, no? Notate che le altre componenti, le altre nazioni, gli altri popoli che costituivano l'Unione Sovietica non è che si sono lanciati a sostegno dell'azione militare russa in Ucraina. I kazaki sono rimasti in Kazakistan, i kirghizi anche, i georgiani sono terrorizzati dall'idea che i prossimi possono essere loro. Okay? Gli unici che in qualche maniera si stanno, come dire, potrebbero schierarsi sul fronte russo sono quelli di una certa area della Moldova che vicini alla Transnistria e che diciamo hanno elaborato nel corso degli anni questo senso di sudditanza, anche perché sono stati foraggiati nel corso di questi ultimi anni dai russi, no? Così come i russi hanno foraggiato altre, diciamo, popolazioni o altri regimi in giro per il mondo. Segnalo che contestualmente in questi stessi mesi, in questi ultimi anni, questo anno e mezzo a questa parte, la Russia con i suoi mercenari in Africa ha mezzo occupato la Repubblica Centrafricana. In questo momento c'è il presidente che si fa sostenere fisicamente, proprio militarmente, dalla Wagner, e che sta compiendo massacri molto simili a quelli che la Russia ha operato con gli strumenti che vediamo adesso all'opera in Ucraina, in Siria, fino a qualche mese fa, usando le stesse strategie e anche con gli stessi generali. Quindi c'è un'operazione, diciamo, ampia, no? Che ci fa capire come la situazione debba essere presa sulle proprie spalle dalla comunità internazionale complessivamente. Non è soltanto una questione, ripeto, locale, no? Sul piano, quindi, massacro del diritto internazionale, in particolare massacro del principio che sta nell'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, che dice che la guerra di aggressione è illegale e non può essere posta in essere. Chiaro, anche oggi Putin dice non è una guerra di aggressione, è legittima difesa, preventiva, preemptiva, eccetera, in anticipo, perché quelli, anzi la NATO stava per attaccarci. Ora, con questi ragionamenti qua evidentemente non andiamo da nessuna parte. Okay? Ci possono essere delle giustificazioni, ma poi le scelte si fanno qui e ora. Okay? E a possibili sentimenti o sensazioni di accerchiamento non si risponde necessariamente sparando, perché ci sono altri strumenti, la diplomazia, la politica, anche lo scontro duro sul piano, che so, economico, eccetera, quello che sta facendo la Cina, ma non necessariamente occupando l'Ossetia, l'Abkhazia, il Donbass, la Crimea, eccetera, eccetera. Ci sono modi e modi, okay? Anche per esprimere la propria, diciamo, il proprio disagio in un contesto internazionale che non ti valorizza. Questo per quanto riguarda il fatto, diciamo, l'aggressione, la rottura della pace. La rottura della pace è stata affermata dalle Nazioni Unite, hanno votato il 2 marzo, ci ha messo qualche giorno, perché appunto l'Unione Sovietica, la Russia, erede dell'Unione Sovietica, ha il diritto di veto al Consiglio di Sicurezza, quindi ci è voluto un po' di tempo per ragionare. Il voto non è stato del Consiglio di Sicurezza, il Consiglio di Sicurezza non ha condannato la guerra, perché ovviamente non c'erano le condizioni, la stessa Cina avrebbe votato contro, e quindi la risoluzione delle Nazioni Unite di cui stiamo parlando è dell'Assemblea Generale. 193 Stati membri, 145 ha votato riconoscendo che quello è un atto di aggressione, cioè che c'è stata una violazione della Carta delle Nazioni Unite. Alcuni paesi si sono astenuti, mi pare 5 o 6 hanno votato contro, insieme con la Russia naturalmente, e sono l'Eritrea, il Venezuela, la Corea del Nord e la Siria forse. Cuba no, Cuba si è astenuta, la Bielorussia. Quindi diciamo, l'isolamento anche su quel piano, anche su quel livello, diciamo, della Russia era evidente già adesso, è evidente anche stamattina quando c'è stata la parata militare, non c'era nessun altro capo di Stato, solo Putin da solo, no? e nessun altro, diciamo, personaggio, neanche tra quelli che dovrebbero essere i più vicini a lui, neanche il presidente della Bielorussia mi sembra abbia partecipato, adesso magari c'era, ma
insomma, non si è fatto vedere. Sul piano del diritto umanitario mi diceva, cioè cosa sta succedendo. Questa è una guerra molto particolare, tutto succede sotto i nostri occhi. C'è una quantità di informazione su quello che succede, data dal fatto che i satelliti lavorano, come dire, H24 e con una finezza, un'accuratezza di raccolta dati che è straordinaria. Sappiamo tutto di quello che sta succedendo, a parte quello che succede sottoterra, nella acciaieria lì, eccetera, ma insomma probabilmente lo sapremo anche lì. Sicuramente qualcuno sta riprendendo quello che succede col telefonino e prima o poi arriveranno le immagini anche dei giorni scorsi. Tenete conto che molte di queste informazioni sono pubbliche, nel senso che se voi volete sapere chi ha bombardato Tizio Caio in quel giorno a Bucha, eccetera, lo si può sapere. Ci sono delle persone, in particolare non so se avete conosciuto il sito di Bellingcat, è un sito che esiste da diversi anni, una specie di cooperativa di giornalisti investigativi, e ho parlato con alcuni di loro, sono venuti anche a farci dei seminari in università, con le informazioni che ottengono da siti pubblici, okay? Google Earth, motori di ricerca vari in Russia, eccetera, eccetera, riescono da una foto capire se quella foto, intanto se è vera o falsa, o se è un fake, come si dice. Infatti hanno smascherato molte foto, video della propaganda russa, hanno fatto vedere che, non so, la bomba non poteva aver fatto quei danni perché appunto non sono compatibili, hanno fatto vedere che quei cadaveri presunti vittime di attacchi terroristici ucraini prima del 22 febbraio erano in realtà stati presi da qualche obitorio, erano morti prima, okay? Erano stati esposti lì e mostrati nella televisione, nel primo canale della televisione russa per propaganda, eccetera, eccetera. Però appunto con questi strumenti le violazioni del diritto umanitario che si stanno commettendo sul terreno sono agevolmente documentabili. Okay? Tutte le violazioni, perché il diritto umanitario non distingue tra aggressore ed aggredito, anche l'aggredito può commettere delle atrocità e gli ucraini probabilmente stanno commettendo delle atrocità. Pensate a quei cadaveri disposti a Z, no? Cadaveri di soldati russi, quella è una cosa che è vietata da un esplicito articolo della Terza Convenzione di Ginevra e anche della Quarta. Insomma, quindi da questo punto di vista le atrocità sicuramente stanno soprattutto da parte di chi attacca, ovviamente, perché la quantità di civili che possono essere vittime della sua azione sono maggiori, però non diamo un'immagine troppo patinata e eroica di quello che succede. È una guerra, ed è una guerra anche parzialmente civile, perché è partita con l'aggressione del 22, ma veniva da lontano, veniva dal 2014 appunto, e lì nel confine tra Donbass, tra le zone più o meno occupate dai ribelli e le zone invece più verso est controllate dalla Repubblica, gli scontri a fuoco erano comuni. Ogni anno c'erano almeno 100-150 morti, anche negli anni in cui non c'erano particolari grandi uccisioni. Sento che complessivamente dal 2014 i morti siano stati 10 o 15.000, non mi ricordo, non vorrei sbagliare, però un ordine molto importante, molto maggiore di quelli che dell'ordine di quelli che si stanno verificando in questi mesi, naturalmente. Chi sta indagando su queste vicende? Stanno indagando gli ucraini. Ci sono, leggevo l'altro giorno sul giornale, almeno quasi circa 10.000 casi che loro stanno aprendo. Casi significa vicende che riguardano una persona, due persone, gruppi maggiori, che fanno sospettare che ci siano state violazioni del diritto umanitario, che è il diritto che si applica nei conflitti armati, il diritto internazionale che si applica nei conflitti armati e che poi è recepito nei vari codici penali o penali militari o penali militari di guerra di vari paesi. Stanno indagando anche i russi. Dal 2014-2015 c'è una commissione, non è un vero e proprio tribunale, ma è una commissione che sta
a Mosca, che raccoglie informazioni sui crimini e le atrocità commesse dagli ucraini in Ucraina, nei territori appunto intorno al Donbass, dove appunto sono accusati di operare contro la minoranza, diciamo così, come i gruppi russofoni. Il 2 marzo però scorso la Corte internazionale di giustizia ha detto che è stata chiamata in causa dall'Ucraina, ha detto che non ha, diciamo, dati sufficienti per poter dire che è vero quello che afferma Putin, cioè che in Donbass si stia assistendo ad un genocidio, okay, commesso dagli ucraini contro i russofoni. Ha detto che non ha elementi per ritenere che una cosa del genere si stia verificando e quindi ha ha ordinato in realtà alla Russia di diciamo smetterla, detta in maniera così un po' brutale, con le accuse nei confronti dell'Ucraina di essere responsabile di genocidio. Okay? Perché l'Ucraina ha diritto di non essere accusata di genocidio e la Russia quindi ha il dovere di astenersi da dare queste, diciamo, diffondere questo tipo di accuse e tutte e due hanno il dovere di diciamo, sospendere ogni attività militare perché appunto in questo modo stanno violando varie norme di diritto internazionale. La Corte internazionale di giustizia è la Corte che decide delle controversie tra Stati. 2 giorni dopo l'aggressione l'Ucraina ha portato questo caso, appunto siccome era accusato di genocidio, l'ha portato davanti alla Corte internazionale di giustizia. La Corte può diciamo, pronunciarsi su questa materia perché entrambi gli Stati sono parti della Convenzione contro il genocidio, quindi questa poteva essere una violazione della Convenzione da parte dell'uno o dell'altro paese e questa è la conclusione a cui si è arrivato. Finisco perché ci sono le indagini non solo dell'Ucraina, non solo della Russia, ma anche della Corte internazionale di giustizia. Né la Russia né l'Ucraina sono parti dello statuto che ha istituito la Corte internazionale di giustizia. Però già nel 2015 l'Ucraina aveva chiesto alla Corte internazionale di giustizia, al suo procuratore, di indagare su crimini di guerra e crimini contro l'umanità che si stavano commettendo sul suo territorio. Quindi è dal 2015 che il procuratore della Corte internazionale di giustizia, della Corte penale internazionale, ha un dossier Ucraina. Adesso lo ha ovviamente rimpinguato, okay? Perché nel frattempo, nel marzo scorso, tutti i paesi europei, compreso anche l'Italia, ha deciso di diciamo, associarsi all'Ucraina chiedendo che si facessero delle indagini e quindi anche mettendo a disposizione mezzi, strumenti, risorse per fare queste indagini. E il procuratore adesso è questo un inglese che si è recato anche lui alcune volte all'inizio di marzo in Ucraina a guidare un team di ricercatori che fanno sostanzialmente, scavano le fosse comuni. Okay? Questo, perché molte altre informazioni sono quelle che si ottengono attraverso i satelliti con quegli strumenti che già vi dicevo. Quindi questo è il quadro. C'era l'altra domanda, non me la ricordo più. Ah sì, le Nazioni Unite. Sì, la seconda domanda Beh, ricordo adesso riguardava le Nazioni Unite, cosa possono fare, un po' l'ho accennato. Le Nazioni Unite hanno un ruolo limitato in questo contesto perché uno dei loro sostenitori, dei 5 membri permanenti, è direttamente implicato, quindi capite bene che non è facile per anche il segretario delle Nazioni Unite svolgere un ruolo, diciamo, di primo piano in questo contesto, considerando che l'organismo che dovrebbe prendere in mano la questione è il Consiglio di Sicurezza e il Consiglio di Sicurezza è bloccato perché la Russia ovviamente lo boicotta. La Russia fino ad ora assistita anche dalla Cina. Questo non esclude però che
finalmente, ma insomma avrà avuto le sue buone ragioni, Guterres una settimana fa o 2 settimane fa sia andato sia a Mosca sia a Kiev. Abbiamo visto come è stato, diciamo, accolto a Kiev con i bombardamenti russi in diretta, e che comunque le Nazioni Unite siano indispensabili e fondamentali per l'attività, diciamo, di soccorso umanitario. Le poche operazioni, diciamo, di tipo umanitario, quelle a Mariupol, che si sono svolte nel paese, quelle che si sono svolte appunto in condizioni di conflittualità, insomma, dove dei combattimenti erano ancora in corso, hanno potuto essere realizzate con fatica, grazie al fatto che ci sono ancora degli operatori umanitari delle Nazioni Unite laggiù. Tra l'altro molti operatori ovviamente delle Nazioni Unite erano ucraini, ovviamente, perché operando in Ucraina, nel Donbass, erano locali, e però adesso non possono più lavorare per le Nazioni Unite perché tutti i maschi sono stati richiamati alle armi, quindi capite bene che anche lì non è facile lavorare, considerando che sono tutti espatriati, e sono tutti espatriati che non vedono l'ora di ritornarsene a casa, perché quella è una situazione estremamente pericolosa, come abbiamo visto, e anche di estrema, diciamo, difficoltà in cui vivere. L'acqua manca per tutti, il cibo manca per tutti, insomma. Parlo soprattutto della fascia, diciamo, di confine tra le due repubbliche cossidette ribelli, insomma, di Donetsk e quell'altra più a nord, e il resto dell'Ucraina. Quindi su quella fascia lì i combattimenti sono in corso da 8 anni e negli ultimi mesi si sono intensificati in maniera diciamo, estremamente grave. Come avevo anticipato all'inizio di questo dibattito, avremmo posto delle domande ai nostri relatori, dopodiché avremmo sentito le loro risposte e avremmo poi atteso delle domande suggerite dagli interventi dei relatori stessi. E vorremmo lasciare uno spazio ulteriore per eventuali, in questo caso sì, anche interventi, magari possibilmente brevi, concisi, che si concludano magari con un'ulteriore domanda, a questo punto posta al vostro, insomma, relatore preferito. Buonasera. È stato parlato di questioni sociali, di questioni religiose, di questioni politiche. Non si è parlato di ragioni economiche. Mi sono posto una domanda di fondo. Non è che tutto sommato la Russia ha 150 milioni di abitanti e ha un prodotto interno lordo che è simile a quello dell'Italia, che ha un terzo, più o meno un terzo dei suoi abitanti. No, vabbè, d'accordo. Allora dicevo, la Russia ha 150 milioni di abitanti, l'Italia ne ha circa 60 grosso modo, più o meno un terzo. La Russia ha un prodotto interno lordo di poco superiore a quello italiano. Le sue condizioni socio-economiche diffuse non sono all'altezza dell'Europa. Non è che dopo 20 anni, 22 anni di controllo socio-economico e politico di Putin avessi bisogno, per giustificare o per mascherare questa situazione di mancanza di crescita, di una operazione di distrazione di massa, e quindi questa operazione ucraina avesse questo scopo di fondo? Grazie. A chi volevi rivolgere questa... Ah, benissimo, che bello, che bello. Prego. Raccogli. Così poi facciamo un giro. Un'altra domanda. Grazie. Buonasera. Io volevo che mi si spiegasse un po' come funziona questa Corte internazionale di giustizia, perché mi pare che oltre all'Ucraina, oltre alla Russia, oltre alla Cina, non faccia parte neanche l'America. E mi chiedo, la Corte internazionale di giustizia ha lavorato nella guerra dei Balcani, ha lavorato in altre parti,
non ha mai lavorato in paesi invasi dall'America. Mi spiega perché? Prima domanda. Seconda domanda. Allora, prima il professore ha parlato di questa linea sottile, mi pare di aver capito, fra chi ha torto e chi ha ragione. Allora, c'è stato spiegato questa aggressione dolce, mi pare, dell'Occidente verso la Russia. Difatti, dal 2008 c'erano i cosiddetti addestratori inglesi e americani in Ucraina che addestravano. Qualcuno sa spiegarmi bene cosa è successo in piazza Maidan durante la rivoluzione? Poi ci è stato spiegato dal professore la figura di Putin. Vorrei che qualcuno mi spiegasse la figura di Zelensky anche. Tutto questo non per giustificare niente. Io ritengo due paesi profondamente autoritari, sia l'Ucraina che la Russia. Però è anche vero che se tu inviti l'altro ad aggredirti, magari spinto dall'Occidente, vorrei che vi ricordaste anche quando Cuba aveva chiesto di mettere i missili russi. Eravamo arrivati a tanto così, io mi ricordo, dalla Terza Guerra Mondiale. Vedete voi. Grazie. Altri? Poi ce le ricordiamo tutte queste domande. Sì, grazie, buonasera. Mi pare sia stata citata 2 volte la Cina. Io ho l'impressione che sia la grande assente dal dibattito, penso volutamente, perché l'osservazione che ha fatto l'architetto Darè sulla questione economica, io temo molto laicamente, lo dico, che sia preponderante, perché quello che ha fatto e sta facendo la Cina, così come quello che sta facendo la Russia, soprattutto in Africa, è tenuto nascosto, ma è stato detto anche questa sera. Cioè gli interessi economici che stanno coltivando sono molto rilevanti. Probabilmente l'Europa in questo senso è, dico da un lato purtroppo, dall'altro per fortuna assente nel senso che non usa gli stessi metodi, purtroppo, perché è un'altra parte del mondo fra virgolette un po' abbandonata a se stessa. Poi per quanto riguarda le posizioni di ognuno, concordo con quello che diceva il professor Collodel, è una questione di scelta, c'è una scelta fra virgolette probabilmente anche di tradizione occidentale che è sicuramente diversa da quella, chiamiamola ortodossa, della grande madre russa. Il problema che mi pongo è, pensando soprattutto alle ultime decisioni, penso a quelle dei talebani per quanto riguarda le donne, si è impantanata l'Unione Sovietica tanti anni fa, si è impantanato anche il mondo occidentale, diciamo così, e però non se ne esce. Cioè ci sono alcune parti del mondo che sembrano vivere di vita propria autonomamente, non so se lontano o in assenza, perché ho l'impressione che sia volutamente lontano da alcuni valori, fra virgolette, che noi consideriamo determinanti, dico noi, della tradizione occidentale. E allora mi chiedo, questa assenza teorica della Cina è voluta? Perché io temo che sia più pericolosa invece dell'azione della Russia. Grazie. Grazie per i 3 interventi. Cedo il microfono. Professor Brodin. Provo io sull'economia perché è l'unica che ricordo, mi scuserete, senza averne ovviamente l'egemonia, ma provo in interpretazione personale, perché per forza personale qui l'economia è una scienza triste, ma non è neanche una scienza esatta, quindi è difficile dare una spiegazione. Per quello che ho avuto modo di vedere io, c'è una sottovalutazione delle condizioni di vita dei russi qui in Occidente.
essendo appassionato al tema, ho diversi amici che vivono lì e che per passione, per diletto, mostrano un sacco di immagini del luogo e intervistano persone del luogo. E io ovviamente cerco sempre di guardare dietro le quinte, anche perché avrete capito che io sono un pensatore divergente, non convergente, perché per me la filosofia è pensare in modo divergente e non convergente. Quindi cerco di guardare sempre cosa c'è attorno, quei filmati che guardo per ore. Io questa sciatteria, questa povertà non la vedo, però è anche vero che la Russia è un continente. La Iacuzia, che si trova dentro la Siberia, ha 1 milione di abitanti ed è grande come tutta l'Europa. Probabilmente la maggior parte delle persone non ha mai sentito nominare la Iacuzia, che è dentro la Siberia ed è grande come tutta l'Europa. Quindi diventa difficile dire sono ricchi, sono poveri, per me. Diciamo che nelle grandi città il livello di vita assomiglia molto a quello nostro, da quello che mi testimoniano. Però, se uno guarda quello che succede magari nella costa californiana, dove i senza tetto che lavorano ma che non possono pagarsi la casa, bivaccano dalla sera alla mattina a San Francisco, Los Angeles. Sono cose ormai note, hanno fatto anche un documentario Netflix su questo. Quindi non so se il motivo sia siamo poveri, non riesco a giustificare sta cosa, attacchiamo l'Ucraina. Credo anche, però qui dovrei verificare, che il prodotto interno lordo per la Russia non tenga conto, per come sono fatti i parametri, delle produzioni di materie prime. Cioè, detto diversamente, in Occidente, magari non sarete d'accordo, ma io un po' lo penso così, insomma, quindi devo dirlo per essere sincero, la democrazia è gestita dai produttori, cioè è la classe che in qualche modo gira la minestra in Occidente, è rappresentata dagli imprenditori e dai produttori. E questo per questioni legate alla meritocrazia e alla storia, come si è sviluppata la storia con le rivoluzioni. In Russia comanda un gruppo dirigente che vengono chiamati silovik. Chi sono i silovik? I silovik sono figure che è difficile tradurre qua, però praticamente si tratta di soggetti che appartengono agli apparati. Potrebbero assomigliare a quelli che noi chiamiamo un po' volgarmente gli statali, ma in realtà sono agenzie che vengono dall'apparato militare, dall'intelligence e che di solito hanno una forte preparazione. Sono quelle le figure e Putin appartiene a quel mondo lì. Cioè da noi la classe dirigente in qualche modo, direttamente o più delle volte indirettamente, secondo me, viene dal mondo della produzione. In Russia no, perché non sono produttori, sono estrattori. Quindi, essendo estrattori e non produttori, prevalentemente, perché poi ci sono le eccezioni, il problema della povertà è visto in modo diverso dal nostro. Si legge che la maggior parte dei russi non ha il bagno in casa, però tutti i filmati che mi arrivano dicono cose molto diverse su questo. Quindi non so se le ho risposto, ma a parer mio le ragioni economiche ci sono, ma non hanno la priorità, perché l'Ucraina sotto un profilo del vantaggio economico alla Russia non ne dà di particolare, anche se ad oriente del Dniepr effettivamente è una zona carbonifera che può essere interessante. Lì mandavano appunto i russi durante il periodo sovietico, perché durante il periodo dell'Unione Sovietica c'era questa idea dell'oblast, nel senso, se il lavoro c'è in Donbass, prendiamo 1 milione di siberiani e lo mandiamo in Donbass, che poi per Putin e anche per me è la vera causa del problema con l'Ucraina, nel senso che non è che dove c'è un russo è Russia, ma dove c'è una comunità russa per loro sì. E il sistema degli oblast ha provocato questo, perché all'indomani della caduta dell'Unione Sovietica 25 milioni di russi si sono trovati ad abitare fuori dallo Stato russo. Quindi loro vivono molto questo problema qui. Poi certo è un problema che senz'altro viene strumentalizzato, però francamente non credo che la Russia abbia bisogno del carbone del Donbass, visto che ha il problema di estrarre, di avere la tecnologia per estrarre tutta la roba che ha. Quindi non vedrei tanto quella preoccupazione lì per giustificare, anche perché i russi appunto hanno una mentalità e hanno una cultura che, sì, smetto, hanno visto quello che è successo negli anni 90
e negli anni 90 stavano molto peggio, quindi diciamo così, la generazione che ha la mia età gli è riconoscente. Quello che dice lei potrebbe essere vero per la nuova generazione, questo senz'altro, ma per la generazione che ha la mia età, che ha visto il disfacimento e l'umiliazione e la povertà vera, perché il rublo era crollato, il rublo non valeva più niente, era catastraccia negli anni 90, loro vedono invece in Putin quello che ha risollevato l'economia russa, non quello che l'ha affossata. Poi che ci sia una fase di stallo probabile, per esempio ci sono state molte polemiche simili a quelle che ha ricevuto Macron per la riforma delle pensioni, per esempio, poco prima che scoppiassero i casini che sappiamo. Quindi non so se le ho risposto. Non credo che, adesso non vorrei interpretare o ancora peggio malinterpretare l'intervento, ma non credo che intendesse dire che l'aggressione serviva a giustificare l'occupazione dei territori per trarne da lì un vantaggio economico. L'intervento dell'architetto era volto a capire se in realtà questa operazione non serva a mascherare una difficoltà interna alla Russia, non per giustificare un'annessione territoriale che dia maggior... Sì, questa è stata la mia aggiunta, questa che okay. Nella prima parte credo di aver comunque risposto. Cioè, secondo me noi presentiamo i russi come poveri, ma non sono meno poveri di altre parti del mondo sviluppato. Okay. Grazie. Io provo a dare qualche risposta anche rispetto a una domanda fatta in precedenza, rispetto a quella serie di fatti, le rivoluzioni colorate, le ha definite il Signore. È il tema che ci poniamo sempre come Parlamento, come Commissione, quando affrontiamo il grande tema delle missioni internazionali. L'Italia è impegnata in oltre 27 missioni internazionali, da quelle più piccole, quelle più complesse, più grandi. La missione internazionale cos'è? Sono all'interno di accordi multilaterali, dentro vari organismi, insomma dipende da chi ne ha la regia, è il tentativo di porre fine alle conflittualità riportando situazioni di stabilità nei paesi che hanno tensioni. E sta dentro un concetto che è molto complesso, viene definito secondo me con un termine bruttissimo, esportare le democrazie, che è un tema rispetto a quello che sta succedendo. Io ho sentito con grande piacere tutte le analisi che sono state fatte qui. Da queste analisi però dobbiamo essere capaci, come dicevi tu, di mettere in campo la strategia politica dei paesi e delle comunità per venire fuori da queste situazioni. E allora quando parliamo di rivoluzioni colorate dobbiamo essere in grado sempre di distinguere, perché la domanda faceva trasparire che alcune di queste rivoluzioni fossero pilotate. Se noi partiamo col principio per cui la libera autodeterminazione dell'individuo dentro le comunità è sempre messa in discussione, guardate che questo è un tema molto complicato. Vuol dire che ci mettiamo nella condizione di avere questa arroganza di esportare la democrazia. Dentro la guerra, questi concetti ci sono tutti. E guardate, e è per quello che tutti i leader europei oggi dicono mettiamo nelle condizioni il popolo russo, non di reagire, difendersi, resistere e poi autodeterminarsi. Non perché qualcuno l'Occidente metta la testa sotto la sabbia, ma perché quello è l'unico modo per riportare stabilità ai territori. Allora, io mi chiedo, la Finlandia e la Svezia sono due dittature sanguinarie? Me lo chiedo, perché insistentemente, oggi più di ieri, chiedono di entrare nella NATO e gli diciamo di no, perché altrimenti c'è la sindrome dell'accerchiamento e quindi i russi si incazzano. Questo però ragazzi, ma nella libera autodeterminazione della Finlandia e della Svezia, che non credo, io faccio questi esempi puntuali perché vorrei capire come la comunità internazionale deve approcciarsi alla Finlandia, che non mi pare sia una sanguinosa dittatura, fino ad oggi almeno. Allora, e perché? Perché guardate che dentro la guerra Ucraina-Russia c'è una cosa molto più
grande che riguarda il pianeta, che ha livelli di democrazia assolutamente diversi. Il concetto che dicevo prima, fra il bene collettivo e la libertà individuale, fra l'egemonia del collettivo e la libertà di autodeterminarsi come individuo dentro le comunità, è un discrimine, ragazzi, che è un bello scherzetto da mettere sul piatto. E allora, quando ci sono le rivoluzioni colorate, cosa può fare? Cosa possono fare i paesi organizzati, l'Occidente, insomma, chiamateli come volete? Io credo, e è questa credo che è la posizione, l'unica posizione razionale, che non si può che far altro che agevolare, la dico così, o facilitare il fatto che i popoli si possano autodeterminare. Dopodiché saranno gli ucraini a stabilire, qualcuno lo ha detto, quanto Zelensky o questa classe politica è adeguata e conforme a governare l'Ucraina. Altrimenti, ripeto, e questo ragionamento sulla capacità che hanno le organizzazioni internazionali, l'ONU, la NATO in particolare, ma tanti anche altre organizzazioni multilaterali, di agire nei territori per riportare situazioni di equilibrio, prima, no? Con questa, ripeto, con questa idea molto, diciamo, quasi fuori luogo di riportare situazioni democratiche all'interno delle popolazioni, che, come avete visto, l'Afghanistan ci ha insegnato che è complicato se il livello di democrazia non viene stabilito con libertà da quelle popolazioni e nasce da lì. L'Afghanistan dimostra questo. Siamo rimasti lì X anni, 20 anni, ma alla fine... però non possiamo neanche pensare che tutta una serie di rivoluzioni che sono successe nell'est dell'Europa siano il giustificativo per dire alla Russia che sono accerchiati. Io ho il dubbio che ci sia anche un moto di rivolta democratica in quei pezzi di paesi e che l'Ucraina, che a corrente alternata è stata più democratica e meno democratica, ogni tanto gli ucraini dicono beh, possiamo decidere noi e diventare un paese veramente democratico, visto che di fianco a noi c'è la Francia, c'è l'Italia. Mi ha un po' colpito la definizione di democrazia sull'Italia. Io non credo che l'Italia abbia una classe di potere dirigenziale cooptata dall'aspetto produttivo. Io credo che noi qui possiamo mandare in Parlamento e nei vertici delle nostre organizzazioni del vivere comune, e l'ultimo Parlamento ne è un esempio, mandiamo e togliamo classe dirigente ogni 5 anni, con grande libertà, giustamente, più, meno brava, dopodiché saranno sempre gli italiani a decidere se sono bravi o non sono bravi, come scelta individuale nel bene collettivo. Però, ripeto, guardate che questo è uno scontro che si sta svolgendo in Ucraina e ci sono i russi, ma che ha dentro tutte le contraddizioni di oggi. E perché succede oggi? Perché oggi, con la società della comunicazione, i livelli di democrazia, lo ha detto bene, questa è una guerra pubblica ormai, no? Una guerra indiretta, è una guerra nei siti, ma per la stessa misura il controllo del dato fa sì che oggi i livelli di democrazia, anche il livello di welfare, perché è vero, ci sono scontri anche perché nel mondo ci sono livelli di welfare completamente diversi e quindi ci sono democrazie o regimi che rendono palese quel dato, no? La Cina è uno di questi esempi, più o meno in maniera forte, proprio perché hanno livelli di democrazia completamente diversi. Allora, nel terreno dell'Ucraina c'è questa cosa dentro. Quindi non possiamo mai giustificare un'aggressione per il fatto che la Russia si senta aggredita o circondata. Questa è la mia ipotesi e è per quello che sostengo in maniera forte le azioni che sta facendo la Comunità Europea, la NATO e il Paese Italia, ma semplicemente perché mi domando, ripeto, se un domani, ripeto, in piena libertà l'Italia facesse scelte diverse di politica internazionale, patti multilaterali e avessimo altre nazioni che mettono il becco e dicono no, tu non puoi entrare nella NATO. Allora io questa è la domanda che mi faccio. Ecco, allora, se invece ragioniamo sul fatto che, e sono molto d'accordo,
che quel popolo che ha un livello di democrazia diverso, che ha una cultura diversa e che ha quindi sensibilità diverse, che sono state descritte in maniera precisa e che sono anche quella condizione di popolo, è anche il motivo per cui Macron fa quelle dichiarazioni oggi. No? Quelle dichiarazioni rispondono al discorso di Putin di oggi pomeriggio, di questa mattina. Putin oggi siccome, dico solo questo e poi chiudo, siccome nella scintilla iniziale di febbraio di questa guerra in Ucraina mancava l'elemento oggettivo da mostrare al popolo russo, perché hanno fatto un errore strategico, si dice, no? Dal punto di vista militare, non hanno trovato la scintilla. Abbiamo attaccato l'Italia perché si è rovesciato il bicchiere. Oggi Putin ha provato a giustificare in maniera evidente a una lotta, a una aggressione difensiva preventiva, così l'ha definita, difensiva e preventiva, dicendo che il potenziale NATO era aumentato. Ma come sapete tutti, e tutti quelli che trattano di difesa dentro la NATO, sapete che dalla caduta del muro di Berlino, e lo possiamo vedere con i numeri degli americani nel campo di Aviano, lo possiamo vedere dal numero, sono crollati a meno di un terzo. Oggi, ovviamente, io dico, c'è una fase di riarmo, perché è chiaro che allora, se dal dopoguerra in poi, se dalla caduta del muro in poi, la NATO toglie i militari nel suo complesso in Europa, perché questo è successo, numeri alla mano, fatti. Oggi come possiamo giustificare un'aggressione di uno Stato a un altro Stato con le parole di Putin? Quella è propaganda, non è un fatto, non è reale. Su questo dobbiamo stare molto attenti, però il nodo centrale per tutto quello che dovremmo fare e agire, ahimè per un periodo che tutti pensavano molto più breve e speravano forse molto più breve, ma che sarà invece, ahimè, più lungo delle aspettative, sta nello snodo rispetto al modello di democrazia che ognuno di noi vuole costruire per i propri figli, che dobbiamo dirlo in maniera molto chiara, il livello di democrazia dei paesi occidentali oggi rispetto ad altri pezzi del paese, del mondo, scusate, è completamente diverso. E questa cosa qui, e allora è per quello che provo a rispondere in maniera forse un po' diversa, che questa guerra serve anche a Putin per motivi di politica interna, non economica, non di politica no, ma per dimostrare al suo popolo quelle cose che diceva lui e che sono assolutamente vere. Chiudo su questo, c'è un'influenza anche del mondo dello sport sulla Russia che si sente meno egemone, perché il fatto di avere le ultime Olimpiadi, sia invernali che estive, la Russia non ha partecipato, semplicemente perché c'è stato uno scandalo enorme rispetto al doping e quindi partecipano sotto quella bandiera bianca che si chiama atleti degli stati indipendenti. Non hanno partecipato come Russia. Questo è un altro schiaffo rispetto alle prerogative che diceva il professore prima. Ci sono tutta una serie, però siamo arrivati a questo punto per colpa dell'Italia, della NATO, della Francia, dell'Europa o per responsabilità di un modello organizzativo dello Stato russo? Io sono per dire che le responsabilità oggi stanno più dentro quella scarsa capacità di adeguare il loro modello organizzativo del paese Russia rispetto anche, credo, alle aspettative sicuramente dei paesi contermini e forse anche ad un pezzo di opinione pubblica russa che, come sapete, quando prova a alzare la testa, insomma, le conseguenze le abbiamo lette, le abbiamo viste. E allora questa guerra forse serve un po' anche a questo. Grazie. C'era un altro intervento da parte di qualcuno, altrimenti c'era anche forse un tema da... No, preferisco dare il microfono a Chiara. C'era una risposta su di lui, mi pare. C'era qualcuno si è arrivato direttamente a lui, ma... Facciamo la domanda, visto che sei in piedi. Facciamo la domanda e poi lasciamo rispondere al professore. Grazie. Volevo ritornare un po' sul discorso delle armi. Delle armi perché abbiamo spaziato stasera su tutti i livelli possibili della complessità di questa vicenda. E allora, partendo dal paradigma che c'è un invasore, e su questo non ci sono dubbi, che c'è un paese invaso, e anche su questo non ci sono dubbi,
ci sono però delle cose sulle quali possiamo soffermarci. C'è la guerra e la guerra si fa con le armi. E allora sembra banale, no? Dire, ma perché ancora armi? Perché dobbiamo mandare ancora armi? Questa non poteva essere una quarta soluzione della Commissione Difesa alla quale lei... La Commissione la propone. Certo, ok. Non possiamo Certo, è più ampio sicuro, però era così anche proprio, cioè, una quarta soluzione che facesse proprio da stimolo alle trattative, ma da stimolo vero, perché tutto quello che è stato detto stasera, non dico che nasconde, però offusca il vero problema, che c'è una guerra. E allora, e siccome la guerra si fa con le armi, e siccome la storia ci insegna che i conflitti non si dipanano mai del tutto, è vero che bisogna sempre ascoltare le ragioni dell'altro, però poi bisogna arrivare a una soluzione, e non può essere una soluzione altrettanto conflittuale. Le ultime 2 guerre, per non dire tutto quello che c'è stato prima, ce lo insegnano. Per cui più armi, più provocazioni, più tutto nei confronti anche dell'aggressore, che non va giustificato per niente. Però, insomma, io chiedo, ecco, non c'era altra possibilità. Sì, professore, forse era una risposta a una domanda precedente, e poi se qualcuno vuole invece pronunciarsi in merito a quello che chiedeva Chiara. Sì, perché è stato chiesto riguardo alla Corte Penale Internazionale che non indaga sui crimini, su certi reati, su certi crimini. È vero, la Corte Penale Internazionale, lo statuto non è stato votato non è stato, diciamo, fatto proprio, quindi non sono parti. Molti paesi, Stati Uniti, l'hanno boicottato in tutti i modi, okay? Quindi la Russia non è parte, la Cina non è parte, l'India non è parte, il Pakistan, quasi nessun paese del Medio Oriente. Non è del tutto, e infatti gran parte delle indagini fino a qualche tempo fa si svolgevano per crimini di guerra, crimini contro l'umanità in corso. Ma a me sembra che si sente bene. Si sente, sì, okay. sì. È così, poi mi cade sulla dentiera. Danni collaterali. Sì, si chiamano danni collaterali. Dicevo, in gran parte le indagini sono svolte su guerre in Africa. Okay? Tant'è vero che alcuni paesi africani a un certo punto sono anche scocciati, hanno detto, ma insomma siamo solo noi i nemici dell'umanità, non ce n'è altrove, e allora si è aperta un'indagine per la Georgia, si è aperto il caso dell'Ucraina. L'Ucraina non è parte, però anche gli stati che non sono parte dello statuto della Corte Penale Internazionale possono sottoporre la propria situazione alla Corte Penale Internazionale. Si rendono conto che magari non c'è la possibilità per i loro giudici di fare delle indagini serie, perché magari un pezzo del territorio i giudici e la polizia non ci arriva, e allora con un gesto di buona volontà apre la Corte Penale Internazionale. E adesso ci sono indagini sull'Afghanistan che preoccupano molto gli americani, ovviamente, ma non solo, anche i tedeschi, anche noi teoricamente. Ci sono indagini che riguardano un problema serio, adesso riguarda Palestina e Israele, perché la Palestina è diventata parte della Corte Penale Internazionale nonostante le proteste di alcuni paesi. Il criterio di giurisdizione della Corte Penale è che la Corte si può occupare di reati che avvengono o sul territorio di uno Stato parte, oppure che sono commessi da cittadini di uno Stato parte, oppure situazioni che uno Stato porta, no, all'attenzione della Corte, come è stato il caso dell'Ucraina, oppure ancora, quarta possibilità, quando è il Consiglio di sicurezza che, a prescindere da chi sia, diciamo, e dove e da chi abbia commesso il presunto reato, può aprire un caso, far aprire
un caso alla Corte Penale Internazionale. E nel caso della situazione Palestina e Israele, immaginate appunto i reati che si commettono sul territorio palestinese sono prevalentemente, presumibilmente commessi, possono essere commessi anche da Israele, no? da militari o altri agenti israeliani. Quindi l'idea che la Corte sia, come era stata diciamo propagandata in un certo momento, insomma, sia la longa manus diciamo americana, americana sicuramente no, al massimo europea, okay? Perché in gran parte è finanziata dai paesi europei, dall'Unione Europea, la sede in Olanda, in realtà è sostenuta anche tutto sommato da molti paesi dell'Africa e del Sud America, e le grandi potenze si sono autoescluse, quelle appunto la Russia, la Cina e l'India e gli Stati Uniti, e tutto sommato questo forse vuol dire che dà fastidio, perché se non desse fastidio l'avrebbero riempita di propri procuratori, di propri investigatori, di propri funzionari, eccetera. Invece i funzionari vengono in gran parte paesi europei, dal Canada, dall'Africa, dagli stati parte, insomma, dagli stati parte. Rispetto alla questione delle armi, questa è una questione fondamentale, nel senso quali strumenti abbiamo noi oggi per contrastare la guerra, non quella che avviene appunto tra piccoli paesi o la guerra civile, ma una guerra che vede direttamente coinvolta una superpotenza. Qualche tempo fa erano gli Stati Uniti, anche adesso, in qualsiasi momento potrebbero riprendere azioni di un certo tipo. Adesso è la Russia in maniera, direi, proprio ostentata, okay? Arrogante. Domani potrebbe essere la Cina. Okay? Quali strumenti abbiamo? Allora, gli strumenti della Carta delle Nazioni Unite, quando sono presenti, quando sono protagonisti di queste azioni, i Big Five, i 5 grandi, questi strumenti sono, l'abbiamo visto durante la guerra fredda, lo vediamo anche adesso, sono spuntati. Per questo dico che questo conflitto in corso è un conflitto che dovremmo prendere molto sul serio, perché dovremmo dotarci finalmente di strumenti nuovi che consentano di fare quell'azione diplomatica che in questo momento con un attore come Putin non è praticabile, perché Putin è una potenza, la Russia è una potenza atomica. Okay? Quindi la prima questione da mettere sul tappeto, non la prima diciamo, ma quella sullo sfondo che deve essere messa sul tappeto se vogliamo prendere sul serio il segnale che viene da questa guerra, è disarmo, soprattutto disarmo nucleare, perché non è possibile che, cioè immaginate, no? Lo dice la propaganda russa, un giorno sì, un giorno no, abbiamo la bomba atomica, la usiamo tatticamente, ok, e si usa tatticamente la bomba atomica in qualche landa dell'Ucraina, e noi cosa facciamo? Reagiamo? Ne spediamo un'altra? Bombardiamo il Donbass con le armi atomiche? Cosa facciamo? Quale tipo di escalation possiamo immaginare in una situazione del genere? Per questo dico che questa è un fatto, diciamo una vicenda che ci costringe, così come tante altre vicende. Noi siamo in una fase, diciamo, storica pazzesca, okay? Cioè c'è il dramma che adesso dimentichiamo, ma i cosiddetti cambiamenti climatici o il riscaldamento climatico, la necessità per la prossima generazione, non per i prossimi 2000 anni, ma per la prossima generazione, di cambiare gli strumenti di produzione dell'energia. Questa è una cosa di assoluta priorità, okay? Così come è di assoluta priorità liberarci delle armi nucleari. Non è più possibile stare al ricatto di potenze nucleari che, come vediamo, hanno una politica di tipo coloniale o neocoloniale, imperialista, diremmo. E trattandosi dell'Unione, scusate, della Russia, direttamente imperiale. Cioè, queste sono cose che noi abbiamo messo sotto il tappeto per decenni,
che non abbiamo affrontato nei 20 anni precedenti e che adesso arrivano al pettine, sono nodi che dobbiamo affrontare. L'Ucraina è è il momento emergente, ma dietro ci sono queste questioni fondamentali. Io non dico che le Nazioni Unite da questo punto di vista sono uno dei pochi strumenti che abbiamo a disposizione, che va ovviamente rinnovato, riformato, eccetera. La NATO può aiutare, nel senso che può prendere sul serio questa sfida e costringere, no, paradossalmente gli avversari, diciamo, il fronte avverso a riprendere, no, la strategia del disarmo che è stata abbandonata da Trump, okay, e poi da Putin. Okay? Trump è un altro fenomeno che doveva farci, come dire, aprire gli occhi, e Trump è lì, okay? È in agguato, okay? E potrebbe essere il prossimo candidato. Immaginatevi cosa sarebbe la presidenza, una nuova presidenza Trump, che tipo di disastro potrebbe imporre sul piano del riarmo. Anche lui si è sottratto dagli obblighi di disarmo, e sul piano dell'emergenza ambientale. Cioè, vabbè, basta qua perché siamo un po' inquietati tutti quanti. Una parola veloce nel tentativo di così fare una sintesi, di chiudere sempre un po', sarà una mia mania, ma sul 9 di maggio come anniversario della dichiarazione Schuman. La dichiarazione Schuman che diciamo così inaugura o comunque predispone la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è un tentativo di risoluzione delle paure di aggressione tra gli Stati europei, che passa attraverso il carbone e l'acciaio come elementi fondamentali per la gestione degli armamenti, e che ci fa vedere come c'è un'alternativa all'aggressione, alle guerre di aggressione, alla militarizzazione e agli aumenti degli arsenali, e è quello dei trattati che hanno garantito 70 anni di situazione pacifica sostanziale tra gli stati europei, che prima si facevano la guerra e che hanno portato a 2 conflitti mondiali. Quindi ecco, solo per chiudere così sull'esempio forse dell'Unione Europea, che va riformata come le Nazioni Unite e che ha tutti i suoi problemi, e che tuttavia nello spirito, ecco, fa propria questo tentativo di riconoscimento delle ragioni degli altri e di una risoluzione non militare, non aggressiva dei conflitti e delle tensioni. Ecco. Sì, la deterrenza nucleare l'abbiamo anche noi europei comunque, Francia e Inghilterra. Ok, grazie professore. Non so se ci sono degli altri interventi, altrimenti vorrei aggiungere io un'esperienza, riportare così a conclusione di questo dibattito un'esperienza personale e di famiglia che abbiamo avuto un paio di anni fa. Abbiamo avuto ospite una ragazza russa per qualche settimana, che veniva dall'Udmurtia. Spero di pronunciarla bene, in caso il professore probabilmente mi potrà anche correggere, che dista circa 4.000 km da qui. Era venuta all'interno di un progetto scolastico che era volto a promuovere sia, diciamo, le competenze linguistiche, l'inglese in questo caso, ma anche promuovere ovviamente lo scambio culturale. E durante una cena, così conversando, eravamo curiosi di capire che cosa le nuove generazioni o lei stessa pensassero del governo di Putin e del governo di Cremlino, e ci diede una risposta che a me personalmente colpì molto. Disse: Putin cares for his people, che tradotto in inglese vuol dire Putin tiene al proprio popolo.
E questa era stata una risposta che mi aveva sorpreso particolarmente, non tanto perché fosse uscita dalla bocca di una russa o di un russo, ma perché ma per la giovane età. Tradizionalmente i giovani contestano l'ordine costituito, che partono dai genitori alle rappresentanze politiche, al governo, e pensare che una giovane donna pensasse al proprio capo di governo come una persona che si occupa veramente del popolo è una cosa che mi aveva abbastanza colpito. Poi a fine di questa esperienza questa studentessa è ripartita e così anche nel tentativo di mantenere il rapporto l'abbiamo invitata, puoi tornare il prossimo anno, e qui diede un'altra risposta che mi sorprese molto, e cioè disse: io in realtà non so se potrò avere il permesso del mio paese per ritornare in Italia. Quindi la mia conclusione di questa esperienza è stata un po' questa, che ci si può confrontare sul fatto che un paese possa avere un tasso di democrazia più o meno alto in Occidente o in Oriente, ma forse questo è un esercizio un po' fine a se stesso, che forse crea anche divisioni, se vogliamo. Forse dovremmo spostare la nostra attenzione sui valori che sottendono alle democrazie, e forse lì potremmo trovare magari anche un accordo magari un po' più facilmente. Quindi la mia esortazione personale è quella appunto di concentrarsi sui valori universali fondamentali dell'uomo, che riguardano il diritto alla vita, il diritto alla parola, il diritto alla libertà. Il diritto alla libertà senza la possibilità di muoverci liberamente nel nostro paese, di uscire, di rientrare quando meglio ci aggrada. Questo penso che sia un valore su cui tutti dovremmo in qualche maniera convergere. Ecco. Quindi ecco, un'altra riflessione che mi sento di portare al termine di questo dibattito è questo, che abbiamo portato anche su questo tavolo tesi molto, molto diverse, contrapposte, però io ho notato un paio di cose. Uno, innanzitutto, che non è vero che abbiamo proposto questa sera un dibattito uguale a quelli che si vedono in TV. Uno, perché la TV cerca di esasperare i toni per creare scontro e aumentare l'audience. Qui l'audience non è fantasmagorico, però quello che è presente è stato particolarmente, mi pare, attento e anche intelligente nel proporre le proprie tesi, le proprie domande. E poi l'altra cosa che mi porto a casa è che appunto nonostante appunto abbiamo portato avanti delle tesi diverse, ma anche tutto sommato più simili di quelle che possono essere viste o lette a prima vista, e cioè che tutti alla fine questa sera potremo tornare a casa nei nostri letti a dormire in libertà e in serenità, indipendentemente da quello che abbiamo sostenuto, diciamo, come tesi durante questo dibattito. E per me questo è francamente un valore che non mi sento di barattare con nient'altro, insomma, ecco. Grazie.